Si sentono dimenticati, loro e i loro condomini che hanno una cinquantina d'anni e avrebbero bisogno di manutenzioni straordinarie. Gli storici inquilini delle palazzine pubbliche di Largo Asiago vorrebbero che finalmente la proprietà vi mettesse mano. Qua non vede nessuna coibentazione, st'inverno con quel freddo che era, avevamo la mattina 16 gradi, 15-16 gradi, alla sera forse si arrivava a 19, ma con difficoltà. Alcuni lavori come i citofoni o la sistemazione degli ingressi li hanno fatti loro, perché, dicono, i tempi dell'ente autonomo sono sempre lunghi. Adesso io vado qua, vedi qua, non vede nessun scarico dell'acqua che quando piove invade tutta la sede stradale, quindi con peggioramento del manto stradale, perché ovviamente la posteggiera si carettola tutto, la strada in che condizione che ha, e dopo guardiamo le rondaie, vede perfino l'erba che viene fuori, e mi aveva promesso delle cose che adesso noi non riusciamo più a ottenere. Bisognerebbe sfrondare i grandi alberi, uno dei quali, cadendo, ha sfiorato una delle palazzine lasciando il segno dei rami sul muro esterno. Le infiltrazioni sottotetto si sprecano e le grondaie sono in più punti rotte o ormai inesistenti. Poi cercare di fare la manutenzione idonea a queste piante che non sono proprio idonee per il giardino, e bonificare tutta l'area dove ci sono i due serbatoi, uno della nafta nera, ancora nafta proprio da camion. Infine, servirebbe un'altra discesa sul marciapiede per agevolare le persone in sedia a rotelle. La EER di Castelfranco intanto attende 340.000 euro di fondi regionali per intervenire anche nei condomini di Largo Asiago.